velocissimo. Sul primo e sul latte. Non su un vero sarcipa schidana, los industriale, non un vero. Io posso giocare a campo, ma io non so se guardi finanza, non so manco assessore regionale, questo assessore regionale l'hai fatto. Chi presente, chi industriale, se comprano a Romano da una cooperativa, lo fatturano in Madeira, paradiso fiscale, a padre 20, padre 40, padre Chimbà. Ma lo fattura su matessi caso in America a 8. Se lo paga a 8. Oh, buon esempio l'unico in banda, poi a cui fa tornare, buon l'unico in banda. Poi muore delittuoso. Ma si va barra 6, là che di €1. Al litro. Non te da 60. Sì, su che si stava inventando i 70 Kimber, che Marco Paolo in uno dei corsi che ha murato da griglia, abbiamo dovuto mandare a Pulino, abbiamo dovuto mandare a tutto, ma insomma, su primo come teste, su per saccacciate, disperso un corso, alla chimusa media di tutti i casi, non picchiamo solo sul caso più barato, può anche su prima sul pastore. Abbiamo concordato un po' tutto. Ma non va firmato l'industriale. È una barca di cose che non vi torrata. E non vi storrao e non vi torrata. Chi sa regione, chi podia attaccare una certa azione, non ve l'ha fatta. Batto una legge di Stato italiano e batto una legge comunale europea, come parla chi l'ha più iscritto, meso male per in questa ultima legge. Non si può finanziare industria e trasformazione se non cade sul primario, il suo pastore, una quantità di beneficio misurabile. Hanno piccato 300 miliardi di franco, non di euro. Con un progetto, chi scaricò la verifica, e hanno firmato un contratto. Chi ha piccato in area? Pinna, Porta, Arborea, Besselenco. Hanno piccato in area. Hanno firmato un contratto che aveva minimo di più spaccare, Zametti, adesso sono 3 anni che la chiata, 76 centesimi. Hanno paccato chi Maltuno. Caso di centesimo, chi non sono i salvatori, che si sta alla salute animale, benessere animale, abbiamo inventato noi perché l'ha fatto inventare chissà chi è. Abbiamo per iscritto noi, ma adesso non andare. Sono della regione, sono dell'Unione Europea, non sono dei industriali. O canno a che comprendere chi si battare incrementi prevelate lo pagano solo industriali, non è vero. Questo è macchiore. È il dinaro regionale, ne si nara, io li pago 60, sul resto è il dinaro pubblico. Che andiamo a fare per il gusto, mi pare una vergogna. Torniamo sulla questione. Sul pre e sul latte, è il latte buono, noi andiamo sul pastorio, H latte buono, e lo paghiamo, prezzo, qualità. Però stabilimos isso serio, su universidade, e dessa qualidade. E dobbiamo ristabilire. Essa qualidade che è pagata. E si batta latte di Campidano e il latte di Onieri, su Onieri vale più, è più buono, no? Rende più uso. Sulla sai inteso magari, no, cada vita strumento sul latte, per il Campidano un chiedimento sul suo. Latte pagavo bene che è il latte buono. Se arriviamo a questo però, non potete essere che tutti i parametri siano a conti industriali. Non
Va bene. Saper che deve essere sana, saper che deve essere bene mantesa, saper che deve manicare più serva chi non mangime. E posso mangime, andiamo pure come in questa cosa, Noi si mangime i sardina, mangime sardo, non da chinus. E te ne ragione Marco Paolo, identità, l'ultima cosa che fa nascere. Ma si sono 98 pochento di suo mangime che si ha che te si vede di sardina. È fatto da cose che noi schimo in testa. Schimo. Soia, granelle, tutto importante. I tardaesi sono che gettano a mezzo. Ma sa dire che sono tedesco o americano, piccati in mano un cante caso usato, analizza da casa da OGM e dopo 20 anni si barra un anno, ma OGM free, tutti i prodotti sardi, buoni per natura, bombero, a casa chi non ergai. E chi è cazzo lo compra più sulla tesardo, sul caso sardo, che le sia cosa? Ma ne uno, non me lo può comprare ne uno. Canale, ma si muleta a un'aula, po' gusto, a te se fosse letto. Fuori mercato. Una mangimistica. Bina terreno libero di sardina. Il rigo, semi-rigo. Si può attaccare una cosa del genere? Si può attaccare 100.000 ettari di cosa? Soia, quello che volete voi. Grano, 100.000 ettari, 100.000 ettari di proteici. Nell'alternanza culturale salviamo 300.000 ettari dal degrado, dagli inquinamenti, facciamo una produzione complessiva e diamo su harina, poche pane carasau che si può timbrare sardo, casinolo, si può manicare pane carasau, zucchi a chi desinnocche, zucchi desinnocche e strigo di altre uve. Prodotto sardo buono per natura, ma è strigo di altre uve, te sei argentino, tunisino, marocchino, a te sei Chernobyl, e dove veniti? E diamo su caso che siete certificabile questa filiera, che non si certifica sull'ultimo canto papiro che ha cattata a casa sopra, non si certifica come il fiore sardo. Scusa Andrea, può ritirare il cartino, io sono ciclista vecchio, qualche volta ho lavorato. Non si può certificare come il fiore sardo un fiore sardo che sia stato in un termotrattamento, andiamo lucai, è una pastorizzazione, l'hanno sconnoto diverso. Tocca da domandare a Polina, se noi Polina tesserati le università, e può piacere, ma catate su un sistema di controllo per questa questione. Chi può dimostrare che il fiore sardo è il suo distretto produttivo dei cavoi, che in queste caratteristiche, eccetera, eccetera. E sì, no, è normale che sull'industriale saccano chi su fiore sardo, però si etichetta solo, e su un bellente come il fiore sardo, occupante sul commercio su fiore sardo vero, sul terreno, a concorrenza. E poi te sei sicuro chi vuole anche chi brulla la legge, per il produttore. Poi concluire. Tutta la cornice deve tornare a una cosa, prodotti di qualità che non sono soltanto la tradizione, ma l'intelligenza. È un popolo in un prodotto. Valore aggiunto, l'ambiente. L'ambiente è fatto di uomo e territorio. Il prodotto di qualità sta sul mercato. E se si fa prodotto di qualità, occorre che facciamo qualità su tutto, in particolare sugli uomini e sulle donne di queste comunità. Va più su caso buono in una scuola che è mantesa attiva, che noi in un pastore che impariamo a lavare bene la mughiola e tutto il resto. E si convinchiamo che batta
dignità del pastore, de uomini, de massaio e deminas in questa comunità. E quindi chi è andato a scuola, all'università, si pinda, e sostiene così pinda, questo manzano, possa pensare di tornare a triballare come su babbo e sa mamma, ma bene, che una dignità degli uomini, delle demmine e della famiglia, chi si mantenga. Una volta ponavo una cosa abbastanza che si offende, ma insomma. Il fallimento più umano che ha fatto la facoltà di agraria e veterinaria, noi che non abbiamo fatto tecnico ottimo, io non riconosco Medasa, ottimo, bravo, chi mi crede, chi si sacrifica, il veterinario un motivo a Sasuni che notti che si pesa, ti alza, che sa paccare, che sa nulla, lo sconosco. Il problema è di chi, dai veterinari agraria, non battesti imprenditori agricoli. E non bisogna essere imprenditori agricoli, per mille motivi. Sul primo, che non va a campana, che non va a dinare. Un stipendio vissu e bottino lucchido e melamento vegana e a bottino leggio. C'è tutto in questa questione, l'involuzione, non è che le ore questo manzano di 20 anni sa che solo, è una cosa lunga questa, lunga. E tanto sì, lo chiamano Giovanni, era venuto tutto in una disgrazia, era vero in parte, manco male. Tocca dedicare a seminari speranza, ma chi progetto è inare. E andai a cazzare fuori che è una coglioneria, questo prato non è che boccava fuori, è una coglioneria, non mi lo comprende. Cioè uno che ha da fare una prega in giro, è nata prodotto saldo buono per natura, l'azienda sua importa da 40 litri di latte di crappa, vai ora e lo vende come te la desaldo, ma va a fare tutto, ma non è possibile, non è possibile. Se uno ha che delle persone che sta che lì si può inare non può meno, intendiamo, c'è manco un po' sardina. Di importare crappa zanzenas, può anche latte crappino i sardina, ma chi crappa che non sono stati capassati e anche muore tutto il sistema crappino sardo. Beh, insomma, magari cose che non mi funzionano, no? A parte la legge che hanno fatto, ma che non potete dare in conca benefici per voi, per lo like, per lo guarda, e pensate altro. E se pensate altro che pensate altro, ma no, lascia solo a qualcuno che possa pensare a sa pastorizia, a sa agricoltura, a sa sardo, e che ai volti tu decidi a trovare a ripigliare qualche cosa.